Nuova allarme a Cancia, il forte temporale che ieri ha colpito il Cadore ha fatto scattare l'allarme e quindi accendere i semafori rossi che hanno bloccato il traffico sulla SS51 di Alemagna fino alle 21, quando, dopo le verifiche dei vigili del fuoco, la strada è stata riaperta. A far scattare il dispositivo erano stati dei movimenti di materia in quota e i sensori avevano rilevato un'abbondante quantità di pioggia, ma per fortuna il fango è stato trattenuto dagli invasi già parzialmente svuotati. I semafori sono comunque scattati sul rosso sia sull'Alemagna che sulle due strade comunali e la pista ciclabile. In strade è arrivata soltanto dell'acqua, non rendendo necessaria nessuna opera di pulitura. A seguito della colata detritica si è però registrato lo scalzamento di una cisterna interrata con conseguente scivolamento verso valle. Tale evento ha comportato la fuoriuscita di gasolio che ha interessato il torrente Boite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con personale della provincia, volontari della protezione civile e di ARPAB si sono adoperati per il posizionamento delle panne assorbenti. Gli idrocarburi sono stati bloccati alla diga di Bodo di Cadore che ha paratoie chiuse e da dove una ditta specializzata ha aspirato la nafta in superficie per portarla in un impianto di smaltimento.